Mayday, Mayday, Houston, abbiamo un problema. Lo 0-0 di oggi contro l'Empoli è lo specchio di una squadra senza nervo né carne né pesce. Tanta paura di non prenderle e paralisi totale dalla cintola in su. Di fronte a un avversario che non sta molto meglio di noi, anzi il suo obiettivo stagionale è la salvezza, ma che gioco forza fa paura. Dobbiamo dire che ci è andata pure bene alla fine, grazie al VAR che ha annullato il rigore concesso e 2 gol divorati nel finale del padrone di casa. Fino qui in telegramma la cronaca. Ora il resto. Giriamocela pure intorno, ma tra tecnico e giocatori non c'è coesione. Manca la sintonia nell'approccio mentale degli stessi quando scendono sul rettangolo verde, e se queste sono le premesse, lo strazio sportivo visto in campo anche nel tardo pomeriggio toscano è diventata la routine quotidiana, che porta anche il cronista a dover estrarre dal suo bagaglio un lessico chiaro che superi anche la simpatia e il tifo verso i colori della propria terra, oggi declassata dai nostri eroi. La pazienza comincia a scarseggiare anche nella lontana provincia dell'impero, ma per loro fortuna il tifo caldo si spegne al triplice fischio finale senza tanti strascichi non abituali da queste parti. Il gioco non c'è, come tutto il resto. Per fortuna arriva la pausa per gli impegni delle nazionali, 15 giorni per riflettere, recuperare e meditare in vista della ripresa del campionato, prevista per lunedì 23 ottobre alle 18:30, quando allo Stadio Friuli arriverà il sorprendente Lecce. 2 mesi fa il match contro i salentini era cercato di rosso, vittoria, 3 punti scontati, ma l'attuale situazione apre altre supposizioni. Tutto il resto ce lo dirà il campo, tra 15 giorni, con Sottil o con un altro